C'è una bella giornata di sole adesso, eccolo qui, vedete ci sono pochissime nuvole dopo 2 giorni che il sole andava, veniva. E allora adesso, intanto le polpettine dell'altra sera che vi ho fatto vedere come ho iniziato il vlog sono risultate buone, a parte che la materia prima era anche buona, nel senso che il macinato che ho usato è stato preso da una macelleria che ha proprio anche gli animali, come si dice, proprio a chilometro zero, diciamo. Per cui anche per quel motivo forse erano buoni. Dopo questa sera non so se fare verdurina, pomodorini, o se fare la pizza, quella con il... Vi stavo parlando dell'indecisione di questa sera se fare la pizza quando da videocamera ha deciso di spegnersi da sola. Comunque sono un po' indecisa se fare con il lievito istantaneo un po' di pizza, visto che ho del prosciutto che tra una settimana scade, e per cui volevo un attimino rendermi conto se fare questa pizza o cosa. E adesso sono qui in piazza Castelfranco perché devo andare in agenzia viaggi, che è arrivato il voucher. Se vi ricordate dei vlog precedenti che vi avevo detto che a Pasqua, che ancora a gennaio avevo prenotato per Pasqua, poi a Pasqua non si è fatto più niente, però nel lato di prenotazione avevo lasciato un acconto di 100 euro. Praticamente questi 100 euro mi fanno un voucher che lo spendibile in un altro viaggio valido per un anno, da quello che ho capito. Comunque adesso vado a prenderlo, vediamo cosa mi spiegano. Comunque adesso ci vado in agenzia. Recuperato il voucher, per cui è valido un anno e adesso vediamo prossimamente come utilizzarlo. Però nel frattempo sono anche passata in un negozietto dove vendono tè, dolci, e ho preso qualcosina, vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso l'amido di riso perché l'anno scorso avevo fatto la crema pasticcera con l'amido di riso e mi era uscita buona, per cui l'ho ripreso, anche perché questo amido è valido un anno abbondante, scade a novembre del 2021, per cui c'ho tempo da utilizzarlo. Poi di questa marca qui, Marlesna, ho preso il tè, questo qui al bergamotto, perché lo conosco e mi piace, e ne ho preso anche 2 confezioni, e ne ho preso un altro che mi ha ispirato di assaggiare, questo qui è i mirtilli. Poi ho preso questi snack, sempre per un discorso, se si va al mare, se si vuole avere in borsa uno snack, questi sono più che ideali. Principalmente comunque li ho presi se si va al mare una giornata che c'è bisogno di sgranocchiare qualcosa, ho preso anche questi. Le cialdine da mangiare con il gelato. L'aroma, questo fiori d'arancio, perché l'ho già provato prima che chiudessero tutto, l'avevo provato, e i dolci sono buoni, è un buon aroma questo qui, per cui l'ho ripreso. Non è liquido come quello classico liquido che si trova al supermercato, è una polverina, ma dà un buon sapore ai dolci. Questi qui sono dei biscotti caramellito che dovrebbero somigliare ai Lotus. Allora, i Lotus originali mi piacciono e ho deciso di provare a prendere anche questi e vedere se sono buoni o cosa. Poi ho preso le aragostine alla crema al limone perché le ho prese anche al cioccolato, e ho preso i cannoli siciliani con la crema al pistacchio. Visto che il panforte a me piace e c'era questa confezione piccola, vedete il riferimento della mia mano che è una confezione piccola, ho deciso di prenderla.
Poi ho preso un vasetto piccolo di miele di arancio e 3 scatoline di caramelle. Leggo lì a queste qui le Morositas, con queste qui sarebbero alla mora e lampone, e questa qui che dovrebbe essere all'arancia, se non sbaglio, fragola, arancia e limone. Ed ecco infornata la pizza. Praticamente ho fatto 370 grammi di farina, una bustina di lievito di questo qui istantaneo del Molino Rossetto, che è per pizze, focacce e torte salate, spero che si legga. Poi ci ho aggiunto 200 ml di acqua, 25 ml di olio, un cucchiaino di sale e un cucchiaino di zucchero. E questo è il tutto. Poi sopra ci ho messo il pomodoro, la mozzarella per pizza, porro e piselli, ma io i piselli adesso non so se si noti, ma li ho già cotti perché erano da congelatore, li ho già cotti in pentola con un po' d'acqua e praticamente li ho messi sopra già cotti. Vediamo cosa succede. Io adesso l'ho messa a cuocere a 200 gradi per 15 minuti e vediamo poi cotta se è buona oppure no. Allora, ieri sera, forse inizio queste clip sempre come allora, comunque, ieri sera la pizza è stata mangiata, non tutta, ne è avanzata 2 fettine, assomiglia non a quella da pizzeria, assomiglia a quei tranci di pizza che si trovano dal fornaio, da dove vendono il pane. E comunque anche questa volta un po' di sale in più forse ci stavo. Comunque è andata mangiata lo stesso. E adesso sono qui fuori da Cadoro, che c'è la scritta, aiuto, sto cercando di indicarla, c'è la scritta qui, che questa settimana allora faccio la spesa da Cadoro. Se ci riesco faccio la spesa una settimana da Cadoro e una settimana alla Famia, così mi tengo entrambi i supermercati e mi gestisco con anche una spesa diversa, diciamo, da supermercato a supermercato. Ed ecco qui la spesa di questa mattina. Questa volta come acqua ho trovato la Ferrarelle, la Rio Blu che prendo di solito non c'era, e per non prendere proprio nessuna acqua ho deciso di provare a prendere questa, che se non ricordo male anche questa leggermente frizzante. Le uova e svuotiamo il sacchetto. Come gelati ho preso questa, era scritto novità di questo marchio Nui. Ho preso nocciole salate e caffè della Tanzania. Questo dovrebbe essere il gelato. Sempre dello stesso marchio ho preso anche i mini mix, che dovrebbero essere con la noci macadamia australiana, vaniglia e mirtilli. Questi 3 li ho già assaggiati l'anno scorso, mentre questo qui non l'avevo mai visto, infatti era scritta novità. In totale questa volta ci ho dato 79,87 centesimi. Sempre nel reparto frigo come dolcetti ho preso la cheesecake ai mirtilli e la panna cotta al caramello. Poi ho preso il tacchino tonnato. Questi biscotti e wafer di questo marchio Balsam misti perché sono buoni. Ho ripreso le olive, quelle di Cerignola, 2 confezioni di limone, il pasticcio al ragù di carne che lo fanno anche buono, per cui l'ho ripreso, una confezione di ceci dell'Alce nero
una confezione di, era in offerta, mi sembra che con 1 € ti davano questa confezione di ananas, per cui ho deciso, beh, lo prendo, vediamo che gusto che c'ha. Questi peperoni grigliati, lo so, ormai Pasqua è passata, però avevano questi ovetti in offerta, ovetti confettati ripieni con crema di nocciola, e ho deciso di prenderli. L'insalata russa, questa è carta da forno già tagliata, sono 20 fogli da 33 x 38 centimetri. Quella da tagliare non c'era proprio, perché c'era la marca Cookie e la marca Consiglia, entrambe come carta da forno, ma entrambe erano fogli già tagliati. In offerta ho trovato anche il cioccolato, per cui ne ho prese 2 all'arancia e 2 alla pera. In questo sacchetto ho preso pancetta affumicata, roast beef, e di qua 2 tomini, e per la prima, cioè forse li facevano anche gli altri anni, però per la prima volta, visto che fino adesso non c'erano, ho trovato le mazzancolle in saor, anche da Cadoro. Poi di qua ho preso la pasta sgambera, cioè non sono senza pasta perché ne ho 3-4 pacchi in dispensa, però era in offerta, allora ho preferito prenderla, per cui ho preso i vermicelli, gli spaghetti e questa qui, che sono queste pennette, mezze penne così piccoline. Poi di qua una confezione di zucchero e le bibite, che sarebbero la Pepsi e l'Oransoda. Appena stata da Tigotà ho preso giusto 3 cose, poi ve le faccio vedere. Adesso volevo andare a prendere il gelato, sperando che non piova, perché di qua c'è questa nuvola nera che non so cosa porti, ma è solo una nuvola, cioè l'incontorno è sereno, c'è questa nuvola nera. Comunque adesso volevo andare a prendere il gelato per questa sera e anche per oggi le spesucce fatte. Queste sono le 4 cose che ho preso da Tigotà più il gelato. Non so se adesso la videocamera lo stia registrando, ma in questo momento sta piovendo. Ho fatto giusto in tempo ad andare a prendere il gelato, che adesso è arrivata un po' di pioggerella, anche perché ero senza ombrello, per cui per fortuna ce l'ho fatta. Allora, da Tigotà ho preso le ciabattine, queste qui da dopo doccia io le chiamo, e ho preso questo che era l'unico paio che non aveva l'antiscivolo, perché in questo caso con queste ciabatte l'antiscivolo mi dà un po' fastidio, perché sono costretta ad alzare la ciabatta per camminare, mentre fatte così riesco anche a scivolare, ma non per andare per terra, solo per camminarci. Poi ho preso questo prodotto per la lavastoviglie, visto che era in offerta ho preso questo. Poi questo prodotto non l'ho mai provato con la protezione solare 30 della Fresh Monde, non ho mai provato questa crema solare, per cui ho deciso quest'anno di provarla. E per finire ho preso questo shampoo della Garnier Fructis antiforfora, perché in questo periodo che ho provato a fare esperimenti con i shampoo mi è uscita un po' di forfora, per cui per capelli grassi, visto che l'ho trovato, ho deciso di prendere questo. Sono appena stata a farmi una lampada, adesso inizia ad avere un po' di colorito sano. Comunque volevo farvi vedere che la settimana scorsa, nell'indecisione, comunque ho preso la borsa estiva, visto che era anche scontata. Non so da voi, ma in questo periodo qualche negozio fa qualche sconto.
e per cui ho deciso di prenderla, visto che mi facevano il 20% in meno. Ho preso sia la borsa che il portafoglio uguali, sempre dell'Line Note, e adesso ve la faccio vedere. Ho messo qui anche quella che ho utilizzato quest'inverno per farvi vedere la differenza del modello, che questa è, come grandezza di sacca sono uguali, però questa, che sarebbe con questo disegno qui per la primavera-estate 2020, è più arrotondata. Allora, il dentro sono fatte uguali, hanno le due taschine, tasca con cerniera, sono praticamente uguali. Poi un'altra differenza tra l'una e l'altra è questa cerniera esterna, qui ce l'ha qui, mentre qui ce l'ha qui di lato. Pensavo che fosse scomoda, però vedo che tanto non utilizzavo molto neanche questa, e vedo che mi sta andando bene lo stesso, per cui anche se è fatta diversamente, vedo che riesco ad utilizzarla tranquillamente, perché in questi 5-6 giorni l'ho già usata, sto già vedendomi che riesco a trovarmi bene lo stesso. Ha la cinghia così di questo colore crema che mi piace moltissimo, e anche il disegno, specialmente con questi fiori che mi danno l'impressione di fiori di ciliegio, mi piace moltissimo come disegno, e l'ho pagata con il 20% in meno. Oggi passeggiata, l'altra volta vi ho fatto vedere questa parte qui, questa volta invece vado di là.
controlliamo che non ci siano macchine e passiamo di qua. E in questo tratto c'è un profumo di questi fiori bianchi che, se non erro, dovrebbe essere il gelsomino. Comunque si sente moltissimo. E in questa stagione questo tratto qui con queste piante così è uno dei miei tratti preferiti. Qui in questa zona c'è anche un campetto di calcio qui, ma per il momento non c'è nessuno. Sono uscita un po' dal percorso sterrato e lo riprendo qui davanti, qui è tutto asfaltato. Ecco qui che riprendo il percorso sterrato. L'anno scorso c'erano delle piante qui, si vede che le hanno tolte. Sentite i merli, se non sbaglio, questo grido che si sente. Forse adesso mi ha sentito parlare. Ecco, forse non so se l'abbia registrato. E qui davanti c'è un altro pezzo di strada che mi piace fare a piedi, perché è così coperto così dalle piante, ti mette proprio in pace l'animo.
Adesso qui davanti, vedete che forse avevo il dito davanti che c'è da passare la strada, però il percorso continua. L'anno scorso so che l'avevo fatto fino a dove si poteva arrivare, perché poi era bloccato perché stavano lavorando su una strada che si chiama Pedemontana e non c'era più possibilità di continuare il percorso, per cui se lo facessi tutto come l'anno scorso sarebbe più di un'ora a scendere, e poi però devo tenere conto anche il ritorno, e oggi non ce la faccio a fare 2 ore di camminata, per cui stavo pensando di fare adesso il mio ritorno, che sono 40 minuti di discesa, per cui devo contare che ho altri 40 minuti per tornare indietro. Stamattina giretto mercato agricolo qui e lì dal pesce. Allora, mercato agricolo su 2 banchetti differenti. Praticamente su uno ho preso il pane, le fragole, i biscotti e queste zucchine tonde, mentre nell'altro banchetto ho preso i cipollotti, un cappuccio, qui dei piselli, 2 kg di piselli e delle zucchine, e dal pescivendolo ho preso solo due fette di tonno da fare alla piastra. Ve lo faccio anche vedere, queste sono le 2 fettine di tonno. Vi faccio vedere che ricettina che sto facendo questa sera, recuperata da internet. Zucchine tagliate a rondelle, passate nella farina e poi fritte. Di qua sto cucinando i piselli con pancetta e il cipollotto, e poi le 2 fettine di tonno che vi ho fatto vedere questa mattina. Queste chips di melanzane con l'aggiunta di sale e pepe sono veramente buone.